Sembra una storia di tempi andati, lontani, ed è una storia dei nostri giorni. Un gabbiano, questo levriero dell'aria, accentua la solitudine del cielo e del mare, ma all'orizzonte si è profilata una terra, una lista di montagne che sfumano in un pulviscolo d'argento. Hanno navigato per settimane e percorso oltre 1 migliaio di miglia. Finalmente sono vicini alla meta. Tutti gli occhi sono fissi alle bianche e tormentate scogliere e forse il cuore di questi moderni Ulissidi trema di commozione. Dall'Alto Adriatico all'Alto Tirreno, dall'Istria alla Sardegna è stata lunga la strada, ma stavolta non si tornerà indietro. Dal giorno che si allontanarono sul mare e videro scomparire per sempre le proprie case, questi esuli dall'Istria portano in sé, col dramma di tutta la loro gente, una volontà giovanile di avventura e di rinascita. Un pugno d'uomini guidati da un prete. È come soggiogato dalla potenza del paesaggio maestoso e severo, così diverso dall'Istria verde nel lieto azzurro dell'Adriatico. Qui è diverso anche il mare, dal blu intenso, profondissimo, che avvolge una delle terre più antiche nella storia geologica. E questi uomini rudi sentono inconsciamente il fascino dell'isola dura e forte, su cui alita la leggenda della favolosa Tirrenide. Hanno vissuto un'odissea, ma non sbarcheranno a caso come gli eroi fuggitivi di Omero. Laggiù c'è una città che li attende, tutta per loro e per quelli che li seguiranno. Ecco, non più rocce verticali come le mura di un immane castello in atteggiamento di difesa, ma un ampio varco dove la solennità del mare si è placata in una calma accogliente propizia agli approdi. Venuti dall'Istria sparsa di vestigia romane, essi ritrovano qui vivo, familiare, un segno della civiltà e della patria comune. Gesti consueti, ripetuti infinite volte, ma che ora sembrano assumere il senso di un rito. Tra uomini nuovi e una terra nuova la confidenza non è facile. Mentre un gruppo resta alle barche, un altro si addentrerà nella campagna deserta, specchiata dalle acque tepide e immobili di una peschiera. Andare in avanscoperta non è sempre un compito grato. Raramente la realtà vista coi nostri occhi coincide con ciò che si è fantasticato o che ci è stato descritto. C'è una piccola città incompiuta, fu detto agli esuli. Occupatela e sarà vostra. Ora negli animi di questi uomini i timori sembrano soverchiare le speranze. Gli uomini e la piccola città si guardano in silenzio. Anche le case sono creature umane, capaci di sofferenza e di amore, e nei loro volti, dai lineamenti grezzi, c'è una specie di pudore doloroso, di invocazione muta. Soltanto le città abbandonate sono morte, spettrali, ma Fertilia non fu mai abitata. Si direbbe che gli uomini non raccolgano questa invocazione di simpatia e si sentano sbigottiti dalla mole di lavoro che li attende. Valutano il molto che esiste, cioè buone fondamenta e solide mura, e il molto che manca, pareti divisorie, porte, finestre, perfino i tetti. Comunque non è un'impresa disperata e vale la pena di tentarla. Bisognerà disilludere i compagni rimasti agli ormeggi. Don Francesco da Piran, uomo di azione e animatore, non dirà parole superflue. Stanotte, Fioi, in barca se dormi.
Dovranno guadagnarsi il tetto a prezzo d'una lunga, dura fatica, eppure sarà bello costruirsi l'avvenire con le proprie mani, evadendo dall'incubo del passato che li tiene ancora prigionieri. E quanta pace v'è in questa natura dall'apparenza diffidente e orgogliosa, in cui si finisce per avvertire una dolcezza amica e consolatrice. Istria lontana, a cui li unisce il mare. Il primo contatto con la nuova terra ha smosso bruscamente i ricordi dell'Istria perduta, l'angoscia dell'addio, voci e immagini dolenti che il suono musicale dell'onda agita e ravviva, finché tutto si confonde nelle nebbie azzurre del sogno. Il sole, appena levato, annunzia una giornata splendente e augurale che non sarà dimenticata. Sono 7 anni che quelle case interrotte dalla guerra attendono il calore della presenza umana. 7 lunghi anni. Più delle intemperie del tempo è la solitudine che disgrega e logora le case, come certi oscuri mali dello spirito che fiaccano l'organismo. L'uomo e la casa hanno bisogno l'uno dell'altro e questa improvvisa ventata di volontà, questa febbre d'azione è gioiosa per entrambi. Ciascuno ha già scelto la propria dimora e tutte le attività trovano il loro posto in un piano di realizzazione collettiva che valorizza le capacità dei singoli nell'interesse comune. Ci sono tutti i mestieri in questa colonia di esuli a cui il governo non farà mancare l'assistenza tecnica e i materiali necessari. Giorno per giorno, nel corso di mesi, gli elementi della piccola città si vanno componendo in una armonia di forme e di linee che esprime non solo la concordia nel lavoro, ma anche la ritrovata serenità degli animi. Fertilia dei Giuliani è finalmente una realtà. Sa di calce, di fresco, di nuovo, ha l'odore tenero e inebriante di ciò che nasce. Per ora è un bossolo di proiettile che funge da campana della chiesa, dedicata a San Marco naturalmente, ma i suoi rintocchi un po' sordi non sono meno graditi al cuore, né salgono meno rapidi al cielo. Si direbbe un presagio quel suono. E questo volo un annunzio di ciò che è stato lungamente atteso e che ora si avvicina. Ciò che mancava agli uomini, alle case dalle mura immacolate, ma dalle stanze ancora silenziose, dai focolari freddi. È l'episodio più toccante di questa trasmigrazione. Per loro hanno faticato, penato e vinto, per loro e per quelli che nasceranno. È in questo momento che comincia la vera vita di Fertilia dei Giuliani. Le ultime note della sinfonia tragica si sono spente da anni ed ora sembra di sentirsi levare un pianissimo, timido, delicato e meraviglioso per chi torna ad assaporare la normalità della vita. Ecco un dono di notevoli dimensioni ed ecco un piccolissimo ma prezioso dono della provvidenza. Nel registro delle nascite è il numero 1, egli non conosce che Fertilia. E per questi altri così beatamente dimentichi o ignari non ci sono che il presente e le promesse dell'avvenire. I grandi no, i grandi ricordano, ma riprendere il lavoro di un tempo è come riallacciarsi ad allora. Quanto c'è da fare ancora? Strade, pavimentazioni, canalizzazioni per provvedere la cittadina delle sue opere civili. Tutto è necessario,
Ma nell'ordine delle precedenze, dopo la chiesa e la casa, è venuta la scuola per questi bimbi che hanno già tanta esperienza e disciplina di vita. E un giorno telegrafo e telefono arricchiscono le comunicazioni che uniscono la grande e dispersa famiglia dei profughi. Possedeva il più importante mobilificio di Pola, l'industriale che ha impiantato questa falegnameria-carpenteria ed è ridivenuto artigiano. E questa officina meccanica è stata messa su da ex allievi dell'arsenale di Pola. C'è chi si dedica ai rimboschimenti che daranno ricchezza e bellezza ai dintorni e chi coltiverà la buona terra di Fertilia. Chi ha scoperto una fonte di guadagno nella palma nana che cresce in abbondanza e da cui si ricava un ottimo crine vegetale. Quella montagna di marmo attende i cavatori istriani. Saranno tracciate nuove strade che faciliteranno l'accesso alle correnti turistiche. E forse un giorno questo albergo incompiuto potrà offrire un delizioso soggiorno balneare. Dire istriano è come dire marinaio. Più o meno tutte le attività sono orientate verso il mare. Perciò l'espressione più caratteristica della comunità sono i pescatori, che non hanno tardato a prendere dimestichezza col mare di Sardegna dal respiro vasto e dalle profondità abissali. E così questa gente nostra, già travolta da una delle più paurose bufere della storia, ha dimostrato quanto possano il coraggio, la tenacia e l'intelligenza sorrette dalla fiducia in Dio e dalla fratellanza degli uomini. Non sono più esuli. Hanno riportato la famiglia, il tetto, l'altare e la vela nel cerchio delle consuetudini antiche, in cui è dolce lavorare e vivere al limpido vento della libertà.